Blitz antidegrado. La polizia locale entra in azione negli epicentri dello spaccio di droga a Vicenza. Da Campomarzo ai Giardini Salvi fino a Via Gorizia. La zona viene battuta a tappeto dalle pattuglie antidegrado con l'unità cinofila e una pattuglia dei carabinieri. Grande protagonista il cane Aria, che si scatena. A Campomarzo, mentre vengono identificate 5 persone, fiuta droga addosso a un 26enne che consegna un involucro con 1,28 grammi di marijuana. Un 43enne viene invece sanzionato per aver violato il divieto di consumo di bevande alcoliche e detenzione di bottiglie di vetro nei parchi della città. Ai Giardini Salvi gli agenti identificano altri 6 giovani. Uno di questi tenta di allontanarsi, fermato, rifiuta di dare le proprie generalità e spintona un agente. A quel punto viene bloccato, fotosegnalato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno dopo i controlli delle forze dell'ordine continuano e gli agenti del nucleo operativo speciale in Borghese, al fianco di una pattuglia antidegrado, intervengono durante il passaggio di 0,19 grammi di eroina in Via Gorizia, dove fermano l'acquirente, una 19enne segnalata in prefettura e un 23enne che viene indagato per spaccio. Sono 2 strumenti assolutamente necessari, quella appunto del cane antidroga e quelle delle telecamere, che offrono lo spunto proprio per poter arrivare a monitorare e attenzionare maggiormente l'area.